Bentornati allo Scrigno del Calcio ed eccoci a un'altra storia che mi avete chiesto in questi giorni e che io mi sono appuntato e oggi vi vado a raccontare. L'avevo anche sfiorata in un altro video che credo di aver intitolato L'anno della lanterna, 1991, quando Genova divenne la capitale del calcio, la Sampdoria vinse lo scudetto, il Genoa arrivò quarto in classifica e si qualificò alla Coppa UEFA e fece questa Coppa UEFA strabiliante nella stagione 91-92. Mi avete chiesto di parlarne e io ve ne parlo, vi ho portato anche un paio di immagini al riguardo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che è gratis, lasciate i commenti che è gratis e come vedete qualunque cosa mi chiediate io provo a portarvela. Come abbiamo detto, il Genoa di Bagnoli disputa una stagione fantastica nel 90-91, arriva quarto in classifica, una coppia gol Aguilera-Scuravi eccezionale, il terzino brasiliano Branco che faceva un sacco di gol, tirava queste punizioni eccezionali alla Roberto Carlos, ma insomma un po' tutto quel Genoa, non citare qualcuno sarebbe veramente fare un torto all'intero gruppo di quel Genoa lì. 91-92 è la prima storica partecipazione del Genoa alle coppe europee. Pensate, il Genoa ha 9 scudetti in bacheca e fino al 91 non aveva nessuna partecipazione alle coppe, perché ovviamente gli scudetti erano stati vinti ai primi del Novecento, in cui le coppe non esistevano, e quindi c'è questo fermento incredibile intorno alla squadra di Bagnoli. C'è un minimo di timore, come ci sarà poi per il Cagliari un paio d'anni dopo, che le energie fisiche e mentali che avrebbe risucchiato la Coppa UEFA potessero essere comunque deleterie poi per raggiungere la salvezza in campionato, e in parte effettivamente sarà così. Il Genoa comunque parte il 19 settembre del 1991 per la trasferta di Oviedo, per questa partita contro gli spagnoli del Real Oviedo. Oviedo-Genoa finisce 1-0, questa è l'immagine della prima storica partecipazione del Genoa alle coppe europee. La foto è in bianco e nero e c'è il tabellino della partita col gol di tale Bango al 44esimo. Eccolo qui, Oviedo-Genoa 1-0. Tra l'altro, questo anche per dire le stranezze di quando noi abbiamo l'interesse per il calcio. Quando io ho iniziato a seguire il calcio, cioè l'anno prima, vidi questa partita e per me l'Oviedo era una squadra importante spagnola. In realtà l'Oviedo praticamente scomparve di lì a poco dalla scena del calcio spagnolo, non si qualificò più alle coppe europee. E io però da quando apro internet, insomma, quando cerco di controllare anche i campionati esteri, vado sempre a cercare l'Oviedo, perché mi ricordo che la partita dell'Oviedo, poi in realtà Oviedo è stata famosa peraltro perché ha dato i natali per esempio al pilota di Formula 1 Fernando Alonso, cioè si ricorda molto più quello della squadra di calcio, eppure per me resta ancora una squadra storica, anche se poi così storica non lo è. Comunque il ritorno il 3 ottobre del 1991 finisce in gloria per il Genoa, che riesce a vincere per 3-1 e quindi a qualificarsi, gol di Scuravi all'89esimo, e il Genoa passa il primo turno, al contrario per esempio del Parma, che fu eliminato al primo turno alla sua prima storica partecipazione in Coppa UEFA. E poi inizia il pellegrinaggio rumeno del Genoa, che incontra prima la Dinamo Bucarest e poi la Steaua Bucarest, come se avesse incontrato prima l'Inter e poi il Milan. Genoa-Dinamo Bucarest finisce 3-1, Dinamo Bucarest-Genoa finisce 2-2, passaggio del turno abbastanza agevole. Con la Steaua finisce 1-0 a Bucarest con gol di Scuravi, e finisce 1-0 a Marassi con gol di Aguilera. Diciamo che Aguilera e Scuravi continuano a formare una coppia veramente perfetta per quel Genoa. Le risorse in campionato ovviamente vengono meno. A dicembre finisce il primo
il primo turno, diciamo così, di partite delle coppe europee. Genoa si riprende un po', ma nella seconda parte rimarrà fortemente invischiato nella lotta per non retrocedere, non sarà mai in situazioni disperate, però mi ricordo che intorno a Pasqua, dopo una sconfitta casalinga contro il Bari per 3-1, ricordo queste dichiarazioni di preoccupazione di Bagnoli, un po' di tutto l'ambiente genoano, ma soprattutto a marzo tutto l'ambiente del Genoa è elettrizzato perché i rossoblù sono sorteggiati contro il Liverpool. Il Liverpool non è la squadra degli anni 80, non è la squadra degli anni 70, ma è comunque un'icona del calcio inglese e del calcio europeo. Oltretutto il Liverpool torna a giocare contro una squadra italiana dopo i gravi fatti dell'Aisel di Bruxelles contro la Juventus, e quindi è una partita comunque con i riflettori puntati addosso, perché è la prima volta che il Liverpool torna ad affrontare una squadra italiana, è la prima volta che il Liverpool torna a certi livelli in Europa dopo la squalifica del calcio inglese per 5 o 6 anni. E oltre a questo, ovviamente il Genoa ha la tensione e l'adrenalina di una partita veramente storica. Il Liverpool è favorito, ma Bagnoli sa che quella squadra lì ha dei punti vulnerabili. Oltretutto l'assenza dalle coppe europee ha privato il calcio inglese di respirare l'aria d'Europa, di conoscere meno le squadre degli altri campionati. Non era come oggi che ci sono video, ci sono i match analyst, ci sono i viaggi, ci sono tantissimi modi di conoscere tutte le squadre del mondo. E lì bisognava farsi un viaggio apposta per andare a vedere le partite, c'erano le videocassette, ma era un modo comunque diverso anche di conoscere le squadre. Non stare in Europa, non stare nelle coppe europee, ma non starci nessuna squadra inglese, aveva lasciato un po' l'Inghilterra indietro rispetto alle altre. È vero che poi al primo anno in cui le squadre inglesi tornarono in Europa, il Manchester United vinse la Coppa delle Coppe in finale col Barcellona, ma in generale era comunque difficile farsi un'idea del calcio europeo. E così il Genoa il 4 marzo del 1992 ospita il Liverpool. È una partita leggendaria per il Genoa con la maglia bianca vince 2-0 con reti di Fiorin, centrocampista Valeriano Fiorin, alla fine del primo tempo, e il raddoppio di Branco proprio al 90° con una delle sue punizioni. Andare ad Anfield col 2-0 a favore è indubbiamente un grande vantaggio per il Genoa, che però sa che andrà in un inferno, anche perché il Liverpool non ha più niente da perdere, carica in maniera esponenziale la partita, dirà appunto che il Genoa si dovrà preparare a un inferno, che non riusciranno i calciatori a sentirsi neanche tra di loro in campo per il baccano che ci sarà, che non riusciranno a battere i falli laterali per quanto i tifosi urleranno. Insomma, il Liverpool la mette molto anche sulla battaglia psicologica, sperando che una squadra poco esperta a livello europeo come il Genoa possa cadere in questa trappola, in questo tranello. Ma 18 marzo del 1992 accade esattamente il contrario. Peraltro il Genoa è anche sfortunato nel calendario, perché Liverpool-Genoa arriva subito dopo il derby con la Sampdoria che finisce 2-2. Mi ricordo che si parlava di un pareggio annunciato tra due squadre in difficoltà che pensavano ormai solo all'Europa, invece venne fuori una partita, è vero che finì in pareggio, ma abbastanza frizzante come risultato. E poi a Liverpool segna Aguilera, che zittisce un po' Anfield, pareggia Ian Rush per il Liverpool, e poi ancora Aguilera segnerà il gol del 2-1, ma il grande protagonista di quella partita, un nome che, se voi andate a Liverpool incontrate qualche tifoso del Liverpool e gli fate il nome di Simone Braglia, resta ancora impietrito e barcolla. Simone Braglia, il portiere del Genoa, para di tutto, gli arrivano tiri da tutte le parti, ma quella sera è veramente l'eroe del Genoa. Gli sono state fatte tante interviste, lui ancora oggi dice: sì, è vero, ho tirato fuori la prestazione più bella della mia vita, mi sono caricato magari anche grazie al pubblico ostile,
e grazie alle parate ovviamente più parava, più acquistava fiducia, più parava, più vedeva gli avversari in difficoltà, e il Genoa diventa così la prima squadra italiana a vincere in casa del Liverpool. Vince 2-1 e arriva in semifinale. A questo punto il Genoa non ha più niente da perdere, affronta l'Ajax, che è una squadra giovane ma già esperta, una squadra che comunque in quegli anni in campo internazionale farà sempre bene. La partita contro l'Ajax all'andata è clamorosa, il 1° aprile del 1992, eccola qui, è una partita veramente al cardiopalma, Genoa ancora con la maglia bianca e l'Ajax con la maglia verde. Eccola qui, adesso vi dico anche come è andata. Genoa rimonta con doppietta di Aguilera dallo 0-2 al 2-2, pubblico di Marassi impazzito. Qui c'è anche il tabellino, ve lo mostro, piccolo, ma ci sono anche le altre partite. C'è la mitica sfida del Torino con il Real Madrid. Sarebbe stata bella la finale Genoa-Torino effettivamente in quell'edizione della Coppa UEFA. Segna tra l'altro anche Brian Roy, che l'anno successivo andrà al Foggia. Aguilera pareggia al 73esimo e all'80esimo, segna la sua doppietta. Il Genoa a quel punto pecca, non dico di presunzione, forse un po' di entusiasmo, si butta in avanti, prova a vincere la partita anche eccitato dal pubblico, e prende invece di rimessa il gol del 3-2 siglato da un altro che verrà a giocare in Italia, Aaron Winter. 3-2 per l'Ajax, vincere sul campo dell'Ajax, che non è l'Amsterdam Arena di oggi intitolato a Cruyff, ma è ancora, non mi ricordo come si chiamava, il vecchio stadio dell'Ajax piccolo, con quelle porte, sembravano delle porte piccole, se voi guardate le immagini poi capirete, volevo dire, sembravano le porte dello stadio delle Alpi di Torino di inizio anni 90, non profonde, ecco, come in reti. Il Genoa va in vantaggio con Iorio, ma l'Ajax pareggia con Bergkamp. La partita finisce così, me lo ricordo che mi pare che fu giocata tardo pomeriggio, mi ricordo la telecronaca su Italia 1, ogni tanto dei ricordi di dove ero quando c'erano le partite. Insomma, finisce così, non in gloria perché il Genoa non arriva in finale, ma il Genoa arrivare in semifinale era veramente un risultato insperato, e il Genoa ci è riuscito. L'ha pagata un po' in Serie A, pensate, ha perso le ultime 6 partite consecutive di campionato, ma è riuscito comunque a salvarsi, e quello è il ricordo del Genoa di Bagnoli, che poi saluterà per andare ad allenare l'Inter, che sarà l'ultima squadra della sua carriera. Questa è la storia del Genoa in Coppa UEFA, bellissima, ancora oggi mitologica, e noi ci vediamo domani. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!